buonasera e benvenuti alla serata finale del concorso di Miss Città Murata. È un piacere essere qui con voi. Miss Città Murata è un concorso che è nato nel 2001. Io avevo 14 anni, no, sto bluffando, sono qualcuno di più. Ma è arrivato alla 19esima edizione, di conseguenza la prossima sarà inevitabilmente la 20esima, sarà ancora più importante, sarà ancora più. Ma stasera è un momento assolutamente importante, perché insomma queste ragazze sono da tutta l'estate che faticano, che cercano di raggiungere questo traguardo, ed è per questo che vi ho chiesto un po' di calore, non nei confronti miei, ma nei confronti loro, che sono le persone più importanti e le vere protagoniste di questa serata. Io volevo salutare e ringraziare intanto colui che questo concorso l'ha creato, l'ha realizzato e l'ha diciamo così fatto diventare grande nella storia, ovvero il padrone del concorso Filippo Zavarese. Io non so dove sia Filippo, ma gli mando un grande saluto, un grande abbraccio, è una persona meravigliosa. Miss Città Murata è attualmente gestita dall'associazione Elegance Eventi, che dal 2017 organizza il concorso di bellezza, che possiamo dire è sicuramente uno dei più storici, se non il più storico in assoluto del mondo, del mondo no, insomma, del Veneto, sicuramente. Allora, io intanto vi ho accolto in questo salotto, ma sostanzialmente sono un ospite, un po' come voi questa sera, perché la vera protagonista, la vera madrina, la vera conduttrice di questa serata sarà con noi fra un attimo. Poi, come sempre, come tradizione di questa meravigliosa serata, le nostre miss saranno accolte su questo palco a bordo di alcune autovetture che già potete vedere, potete ammirare, potete guardare tranquillamente. Arriveranno qui, si faranno la loro prima passerella. Dicevo che arriverà a bordo di una delle autovetture di Carraro, concessionaria Mercedes di Castelfranco. Carraro è concessionaria di vendita e assistenza Mercedes, Smart, Subaru, Fuso, Unimog, Vicenza. Presenta la nuova CLA Coupé. Scrivi tu le regole. Potete ammirare una Mercedes Station della nuova CLA dietro le sedie del pubblico, per cui c'è un'esibizione di meravigliose auto Mercedes. La sede di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione Est 78 vi attende per una prova. Carraro concessionario lo trovate anche nelle altre 10 sedi delle province di Belluno, Treviso e Venezia. Non solo vendita, ci sono 169 tecnici di officina, magazzini e carrozzerieri a vostra disposizione per un'assistenza ad alto livello, e c'è anche la parte Carraro Cars and Trucks per un'auto usata che potrà accontentarvi con le oltre 500 autovetture d'occasione di ogni marchio. Per l'offerta e i servizi visitate il sito www.gruppocarraro.it. E allora, in una splendida Mercedes C-Cabrio, finalista a Miss Città Murata 2003, modella, presentatrice, nonché presidente, cioè ragazzi, presidente, io non sono mai stato presidente di niente, ma lei sì, presidente dell'associazione Elegance Eventi. Signore e signori, accogliamo tutti insieme con un applauso questa splendida macchina, ma soprattutto una splendida Eleonora Sorato. Ovviamente è la vera padrona di casa di questo concorso, di questa serata, di questo lungo cammino che faremo insieme. Io qualche anno fa presentavo Miss Italia, tutte le selezioni Miss Italia. Lei quella volta faceva la concorrente a Miss Italia. È passati 2 anni. Tu sei sempre bellissima, io ho messo gli occhiali in compenso. Buonasera Paolo e buonasera a tutti gli spettatori, grazie e benvenuti alla finale di Miss Città Murata 2019. Benvenuti appunto alla finale. Quest'anno Miss Città Murata è sempre un concorso di bellezza che riscuote successo ed interesse. Le miss che vedremo sfilare su questa passerella sono state scelte nelle varie selezioni che si sono svolte nelle piazze e nei locali più rinomati del Veneto, come avete visto dal video che gentilmente ci ha concesso Giudiferro Blog, che ringrazio da subito. Le tappe del 2019 si sono svolte a Fontaniva, all'Albergo Roma di Castelfranco Veneto, che ringrazio per la disponibilità anche che ci ha accordato oggi, al Momasolo di Asolo, al Milano Summer Festival di Milano e a Pianiga. La prefinale si è tenuta invece a Cittadella, dove sono stati assegnati gli ultimi lasciapassare per la finale appunto di questa sera. Allora, prima di andare a presentare una per una, perché saranno poi loro le vere protagoniste di questa serata, come vi dicevo poc'anzi, le miss in gara, un cenno su come si svolgerà la serata. Ci sarà la prima votazione, e qui i giurati saranno ovviamente importantissimi, da parte della giuria in abbigliamento casual con le t-shirt Bonanno, sponsor di cui vi parleremo fra l'altro più tardi. Con questa prima votazione le miss ancora in gara passeranno da 30 a 10. A questo punto, come l'anno scorso mi sembra e non l'avete fatto, ci sarà un ripescaggio e
e sarete voi del pubblico a definire le 5 miss da ripescare, da far ritornare in gara sulle 20 escluse tramite un SMS, un messaggino che vabbè, poi vi spiegheremo il modo più tardi, ovviamente, quando sarà il momento. A questo punto le 10 miss selezionate dalla giuria e le 5 del pubblico saranno rivotate dalla giuria, che decreterà le 5 miss finaliste, e infine scopriremo chi sarà la vincitrice ufficiale di questa Miss Città Murata 2019. Sì, Paolo, e ricordo anche che questa sera, oltre al concorso, ci saranno alcune sfilate di moda. Sfileranno infatti le proposte di Zana Andrea Tessuti di Pozzoleone, di Marcà Abbigliamento e di BU di Cittadella, e gli abiti della stilista Mariangela Polato. E ora direi che non ci resta altro che iniziare a conoscere le partecipanti di questa sera. Invito tutte le persone che sono in piedi ad accomodarsi pure anche nei riservati, perché purtroppo non è possibile rimanere in piedi per consentire appunto il flusso delle auto. Quindi tutte le persone che sono in piedi si accomodino, oppure possono occupare anche i posti riservati. Paolo, è il caso che noi ci spostiamo qui ai lati per lasciar passare le miss. Iniziamo con la prima macchina, vediamo se arriva la prima macchina con la nostra prima partecipante. Già, perché ci siamo scambiati, cioè ci siamo divisi le parti. Ad Eleonora tocca assolutamente presentare le miss in gara, perché il suo compito d'altronde le conosce molto meglio di quanto le conosca io. Io da buon uomo mi dedico alle macchine. E allora la prima concorrente arriverà a bordo di una Mercedes nuova fiammante, invece, un C220 diesel cabrio, macchina meravigliosa, ma noi l'attendiamo a questo punto con piacere. Ci saranno alcune macchine nuove, ma soprattutto poi le protagoniste, le grandi macchine d'epoca. Vado a presentare la concorrente che porta il numero 1, lei si chiama Giulia e ha la fascia di Miss Fioreria Duomo, eccola! Invito la giuria a votare, che appunto partiamo subito con la prima votazione. Ecco, è arrivata non a bordo della nuovissima Mercedes Cabrio, ma a bordo di una Fiat 1500 anno 1950. Seconda partecipante, Alessia, lei è Miss Andreazza, direzione commerciale. Veronica, concorrente numero 3, lei è Miss Elegance Eventi. È arrivato a bordo di un'auto che oserei dire meravigliosa, siamo nel 1924, una Fiat 501. Prossima Miss in gara, la numero 4, lei si chiama Jessica e Miss Showroom Hairdresser. Prossima Miss in gara è la concorrente numero 5, Miss Skin Line Vanessa. Continuiamo con Aurora numero 6, lei è Miss Milano.
Prossima Miss in gara, la numero 7, lei è Miss Città dell'Ottica e si chiama Claudia. Claudia, la prossima Miss Giada numero 8, lei è Miss SDF Creazioni. Dopo la nostra Giada, la numero 9, Irene, Miss Nomasbello Salzano. Prossima concorrente, la numero 10, Maria Sole, Miss Fashion Beauty Academy. Vi presento Alessia, lei è Miss Studio Sposa. Anna Vittoria, Miss Marca. La numero 13, lei è Pamela ed è Miss Giniferro Blog. Continuiamo con la prossima Miss in gara, Miss BU, è la concorrente numero 14, Diletta. Miss, lei è Miss Terrazza Roma, la concorrente numero 15, Selene.
nostra Selene, la prossima Miss, la concorrente numero 16, si chiama Grete ed è Miss Monica Couture. Numero 17, Narcisa, Miss Amélie. Con numero 18, Morena, Miss Dario Beauty Identity. Continuiamo con la Miss 19, lei si chiama Erika ed è Miss Equipe Mode. E continuiamo con numero 20, la nostra Miss GD Ferro Blog, Sofia. E continuiamo con la Miss numero 21, Miss Regenesis, lei è Anastasia. Anastasia, la prossima Miss, ha vinto il titolo di Miss Talea ed è la concorrente numero 22, Giorgia. Continuiamo con la numero 23, Maila, Miss Baghera Calzature. Prossima Miss, lei ha vinto nelle selezioni il titolo di Miss Pianiga, è la concorrente numero 24, Nicole. Nicole, ecco a voi Miss BU numero 25, Beatrice.
26. Andiamo a conoscere ora Diletta, che ha vinto il titolo di Miss Cittadella. Miss numero 27, lei si chiama Eleonora ed è Miss Gobbo Salotti. Continuiamo con la concorrente numero 28, Miss Città dell'Ottica, lei si chiama Alessia. Concorrente numero 29, ecco a voi Kidia, Miss Absa Diup. All'ultima concorrente in gara, la concorrente numero 30, Lisa, Miss Bonanno Immobili. Sono molto contenta perché in tutte le tappe abbiamo avuto più di 30 partecipanti, quindi un successo. Questo concorso straordinario che ogni anno moltiplica le proprie partecipanti. È buono, significa che insomma stai facendo un ottimo lavoro. A me fa piacere poi perché era un po' di anni che non presentavo un concorso. Veramente. Un po' mi mancava. Siamo detto, tu eri già stato a Miss Città Murata. Sì, qualche anno fa mi aveva invitato Filippo, avevo lavorato, non so, ero con te, no? Sì, eravamo assieme. Sì. Mi siamo già una coppia già. Io ho detto che tu resti bellissima, io invece voglio dire, cioè, non so, inesorabilmente il peso da. Scusami una cosa, Leonardo, devo fare una cosa. Mi abbassate la musica un attimo. Ho sentito le mani neanche una. Ha tutte una sola, per cui forte per tutte, per favore, fatelo che no. Vi vogliamo più calorosi? Sì, se era una serata fredda erano tutti là a battere le mani per scaldarsi, invece fa caldo, si risparmiano un po'. Vabbè, era l'ultima Miss in gara, questa che abbiamo presentato con il numero 30, per cui possiamo raccogliere. Avete espresso il vostro voto, giurati, siete stati bravi, non vi siete fatti corrompere da nessuno? Ottimo. A questo punto raccogliamo le schede giuria ed andiamo a presentare colei che invece è ufficialmente la madrina della serata. Direi di congedare prima le nostre miss. Grazie ragazze, in bocca al lupo a tutte e ci vediamo più tardi. Grazie. Prego, potete accomodarvi in ordine sparso? No, in ordine giusto, hanno provato tutto il pomeriggio. Poverino, io 30 gradi sotto il sole, sì. Hanno provato. Io sono capace di rovinare qualsiasi cosa, sappilo. Mi hai chiamato a tuo rischio e pericolo. Ecco. Allora, dicevamo di colei che sarà la madrina di questa serata, ovvero della ragazza che questo percorso l'ha fatto l'anno scorso. Certo. Quante selezioni avevi fatto l'anno scorso? L'anno scorso 6 selezioni. Ecco, per cui insomma un buon cioè, e lei alla fine aveva una prefinale 7 quindi e poi la finale 8. Beh, insomma un buon risultato. Quest'anno praticamente. Per cui andiamo a presentare a bordo della classe C Cabrio, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene questa sera, la Miss Città Murata 2018, che scenderà come una regina, ma soprattutto col fatto di non dover essere in gara e quindi potersi godere la serata al 100%, che si chiama Elena Bragato. Accogliamola con un applauso. Sì, fatevi sentire che
fascia e scettro, corona, come si addice Miss. Cara Elena, allora cioè, l'hai mai usato per picchiare il fidanzato? No, ancora no. No, vabbè, d'accordo. Allora ascolta, io ti faccio le classiche domande che si fanno le Miss quando sono sul palco. Come è andato quest'anno? Intanto ti sei divertita? L'anno scorso com'è stato prima di tutto? L'anno scorso è stato emozionantissimo, molto freddo, quest'anno le Miss sono fortunate per le temperature. Faceva freddo l'anno scorso? Ma l'hai fatta ad agosto? L'avete fatta? L'abbiamo fatta l'ultima settimana di agosto e faceva freddissimo. Mamma mia. Senti, adesso dopo quest'anno cosa combini? Cosa fai? Qual è il tuo sogno? Qual è la tua aspirazione? Allora, La pace nel mondo no. No, ce l'avevamo messa con la pila che la pace nel mondo non me la dice. mi sono iscritta all'Università Giurisprudenza a Milano e cercherò di continuare a lavorare nel mondo della moda sicuramente. Cioè, quindi ti dovremmo dire, signor avvocato, mi scusi, mi perdoni, cioè mi faccia togliere la multa. Una cosa del genere. Penso che a Miss Città Murata ci servirà un avvocato. Prima o poi, ma non si sa mai, guarda. Speriamo di no. Ma si fa, cioè, tanto com'è stato l'anno scorso? È stato bello vincere questo concorso. È stato bellissimo, inaspettato soprattutto, quindi tantissime emozioni. Però dite tutte così. No, sto scherzando, però è vero. Il sistema di scelta è stata... Se ti hanno scelto i giurati vuol dire che insomma qualcosa te lo sarai meritato, no? Può darsi. No, dai, ma perché è vero che sono un po' di anni che non presento più concorsi, però credo di averne presentati per 10 o 12 anni di fila. Per cui è vero che le ragazze non se l'aspettano, cioè, anche se c'è sempre la favorita, la meno favorita, quella che dice ma vince lei, invece poi alla fine è sempre una sorpresa. Quindi avvocato e modella? O modella e avvocato? No, avvocato e modella. Ah, ok, perfetto, va benissimo. Elena, grazie a Miss Città Murata hai avuto la possibilità di fare alcuni importanti lavori. Tra l'altro hai sfilato presenterò dopo la giuria, però hai sfilato per Fausto Sari, hai avuto la possibilità di fare numerosi servizi fotografici, hai partecipato a alcuni eventi importanti come il premio Radicchio d'Oro come madrina appunto. Anche la Miss Città Murata di quest'anno vincerà 1.000 euro in contratti di lavoro, vincerà anche un bellissimo book professionale che verrà realizzato in collaborazione con la Fashion Beauty Academy di Castelfranco Veneto. Sei pronta per cedere la fascia e la corona? Rispondo io no. No, davvero a malincuore, con tristezza, però dai, auguro un grandissimo in bocca al lupo a tutte. E allora noi per tirarti sul morale ti omaggiamo con questi fantastici fiori della Fioreria Laio. Ok? Fate ancora un applauso. Facciamo qualche foto. Vi ricordo che la nostra Elena è vestita da BU di Cittadella, pettinata da showroom parrucchieri di Castelfranco Veneto e truccata dalla Fashion Beauty Academy in collaborazione con Beauty Store di Castelfranco. Grazie Elena, noi avremo modo di vederti più tardi sfilare su questa passerella nuovamente. Grazie! Adesso è arrivato il momento di presentare loro. Sì, è arrivato il momento di presentare i nostri giurati, coloro che questa sera valuteranno la bellezza, l'eleganza e il portamento delle nostre partecipanti. Quelli con cui il pubblico può prendersela alla fine della serata. Certo. Non con i presentatori, mai con i presentatori, sempre con i giurati, sappiate. No, E anche con gli organizzatori. No, assolutamente no, la colpa è sempre dei giurati. Cioè, Adesso si alzano e scappano. no, bisogna responsabilizzarli, così si sentono. Ma guarda Paolo, io ne ho fatti tanti di concorsi e devo dire che è un gioco e quindi bisogna prenderlo con lo spirito appunto del divertimento, dell'allegria e del passare una serata in felicità e in simpatia. In giuria sono stato 2 volte in vita mia e ho giurato che non lo farò mai più. Ti hanno strappato i capelli. Ma no, perché non so giudicare, cioè veramente mi sono reso conto che mi innamoro di tutte per cui finisce l'audio. E allora andiamo con l'assessore alle attività produttive di Castelfranco Veneto, Marica Galante. Buonasera. Finiamo con l'art director della Fashion Beauty Academy, Ivana Ibba. Simone Rossi per Beauty Store. Abbiamo Giovanna Giacometti per Buonanno Immobili. Beppe Longobardi per Showroom Hairdresser. Continuiamo con Aurora Virlan per Noma Svello Castelfranco.
la stampa Michelangelo Cecchetto per il Gazzettino. Poi abbiamo gli stilisti Fausto Sari, stilista, per cui ho avuto il piacere di stilare per più di qualche anno, accompagnato dalla sua fantastica collaboratrice Silvi Larizza, eccola! Anche quest'anno sceglierai le miss da portare alla tua sfilata? Magari la Miss Città Murata sicuramente, poi magari anche qualcun'altra. Avete già visto qualche ragazza che... Bene. Beh, ma alle volte le seconde o le terze non è detto che non siano le vincitrici poi alla fine della vita lavorativa, perché tante volte quella che vince magari sì, certo ha più visibilità, però anche occasioni come queste offrono l'opportunità ad altre ragazze di fare qualche lavoro. Infatti guarda, io sono arrivata seconda a Miss Città Murata. Vedi, per caccia miseria. Vabbè, ma non vuol dire hai lavorato nel lontano 2003. Capito? Cioè, sei ancora qui che lavori, per cui vuol dire che qualcosa c'è. Mi ha portato fortuna il secondo posto. Allora a questo punto non ci resta che richiamare. Vado a vedere se sono pronte le votazioni. Siamo pronti con le votazioni. Posso raccontarvi la storia della mia vita nel frattempo? No, sono pronta. Era una meravigliosa occasione di confessarmi davanti a un pubblico meraviglioso. Allora possiamo richiamare le ragazze protagoniste di questa sera per scoprire quali sono le 10 che la nostra giuria ha selezionato. Poi ci sarà tutta la storia del ripescaggio, ma quella ve la spieghiamo fra un po'. Noi ci facciamo da parte, facciamo entrare, ci vediamo sulle sedie. Va bene, ok. Dai, facciamo entrare le protagoniste di questa sera. E allora se il nostro DJ è pronto, direi che sigla! Tutte con la loro fascia hanno vinto durante le selezioni ed è giunto il momento di scoprire quali di queste ragazze, tutte bellissime. È già arrivata la busta? È già arrivata, me l'hanno già consegnato. Aspetta un attimo, c'è una cosa che mi piace fare sempre quando c'è, una volta mi piaceva, adesso vi arrabbiate quando vi dicono che non me l'avete vinto? Tutte no, non è vero, dovreste vedere dietro poi. Vi arrabbiate? Chi se ne frega? No, vi arrabbiate? È un gioco? Voglio vedervi dietro a strapparvi i capelli. No, nessuna si arrabbia, eh? Sicure? Lo promettete? Che non vedo pianti, robe. No, lei era più bella, lei era più bella. Ok, d'accordo, perfetto. Allora possiamo svelarlo. Possiamo svelare le ragazze che al secondo turno, quindi le ragazze che chiamerò devono fare un passo in avanti. Non è una classifica questa che stiamo dando. Continua con la nostra Miss Città Murata, la concorrente numero 4, Jessica. Numero 6, Aurora. La numero 9, Irene. La numero 17, Narcisa. Numero 18, Morena. Numero 19, Erika. Numero 20, Sofia. Numero
quando scendo io amo passeggiare. Se l'avete già fatta, potete anche andare via. No, cioè andare dietro, no? Concediamo le nostre miss che andranno a prepararsi per la seconda sfilata di Tu l'hai detto in maniera sicuramente molto più bella, sicuramente più professionale, però. No, bravo! Applauso per le 10 qualificate! Grazie ragazze. No, non avevano potuto uscire, però le altre invece restano qua. Sì. Perché c'è un gioco in cui adesso entrate protagonisti voi, per dire la verità, perché come vi abbiamo detto 5 ragazze possono essere ripescate. Cerco di spiegare in sintesi come si fa. È il momento di aprire le votazioni per il ripescaggio delle 5 miss, tra quelle escluse, e sarete proprio voi del pubblico a farlo. Io leggo testuale perché se no rischio di casinare tutto. Vi ricordo che per votare la vostra miss preferita basta inviare o un SMS oppure un WhatsApp con il numero della miss. Quindi se avete una persona che conoscete, ovviamente ci saranno amici e altre cose, oppure semplicemente una ragazza che vi è piaciuta, basta inviare o un SMS o un WhatsApp con il numero della miss. Non saranno conteggiati voti doppi, quindi non ha senso mandare 5, 7, 10, 40 messaggi. Numero. Non funziona. Vi do il numero però. E se volete tirar fuori il telefonino. È già scritto anche nel maxi schermo? Sì, ecco, perfetto. 338 36 40 622. Apriamo, che bello, ho sempre sognato di dire questa frase qua. Apriamo ufficialmente il ripescaggio! E io intanto ve le ripresento al volo, vi ripresento la concorrente numero 1 Giulia, passiamo alla concorrente numero 2 Alessia, la numero 3 Veronica, numero 5 Vanessa, numero 7 Claudia, numero 8 Giada, numero 10 Maria Sole, numero 11 Alessia, passiamo alla numero 12 Anna Vittoria, 13 Pamela, 14 Diletta, 15 Selene, 16 Greta, numero 21 Anastasia, numero 23 Maila, 24 Nicole, 25 Beatrice, numero 26 Diletta, 27 Eleonora e finiamo con la numero 28 Alessia. Votatele perché il destino di 5 di queste, il destino poi sarà meraviglioso lo stesso nella vita, però questa sera il destino di 5 ragazze è nelle vostre mani in questo momento. Grazie ragazze e in bocca al lupo ancora a tutte perché c'è ancora la possibilità di 5 di voi per proseguire il concorso. Ci vediamo dopo. E allora noi continuiamo perché è giunto il momento di richiamare le nostre miss perché scopriremo quali sono le 5 che passeranno il turno, quali sono le 5 che sono state scelte tramite il ripescaggio del pubblico. Quindi i vostri voti hanno pesato sulla sorte di 5 di queste ragazze che entreranno poi nella fase conclusiva di questa serata. Eccole, allora tutte le nostre miss indosseranno le borsette di Nomasvello, porteranno il fiore offerto da Ballan Garden Center e naturalmente avranno anche le borsette della Fashion Beauty Academy. Borsette di Nomasvello che premia appunto tutte le partecipanti in gara con appunto una pulizia viso, una prova gratuita di fotoepilazione con seduta omaggio. Le facciamo entrare? Vediamo se sono pronte, ci sono, vediamole se hanno le borsette. Se è tutto pronto, facciamo entrare le 20 ragazze che sapranno fra qualche istante se proseguono questo viaggio o se pure questa sera il gioco, come l'abbiamo definito, finisce qua. Vediamole.
fra qualche istante chi passerà. Facciamo arrivare anche le borsette di Beauty Store. Adesso le nostre ragazze dello staff regaleranno appunto a tutte le miss le borsette di Beauty Store. Vediamo se arrivano, eccole. Eccole qua. Eccoci. Con gli omaggi Perché appunto Miss Città Murata è un concorso famoso perché appunto premia tutte le sue partecipanti. Ci sono naturalmente anche le borsette Noma Svello e Beauty Store anche per le altre ragazze, per le 10 che sono già passate. Ricordo che i fiori sono stati regalati da Ballan Garden Center di Castelfranco Veneto e direi che siamo pronti anche per ricevere la busta dove c'è scritto chi passerà, perché per le altre ragazze purtroppo la serata diciamo è finita, però naturalmente io già invito tutte a riscriversi per l'edizione 2020 perché Paolo noi festeggeremo l'anno prossimo il 20° anno del concorso. Direi che siamo a record, non so quanti concorsi nel Veneto abbiano una durata penso così. Pochissimi. Cioè, uno probabilmente. Vabbè, non ci interessa, mi si murata. E allora vediamo se la nostra Sofia ha la busta. Eccola qui, la busta rossa. Grazie quindi, mille cara Eleonora, Sofia. tocca a te il duro compito. Vero mano? Apriamo la busta. Facciamo il cavaliere, ogni tanto funziona anche così. La busta con le 5 classificate. Passano il turno. Concorrente numero 2, Alessia! Brava Alessia! Continuiamo con la concorrente numero 15, Selene! Concorrente numero 21, Anastasia! Numero 25, Beatrice. Per finire con la concorrente numero 26, Diletta. Contente di essere ritornate in gara. No, tranquille, va benissimo, una bella serata, sprizzettino al baretto, adesso già tanto non c'è problema. Un po' arrabbiata, no, non essere arrabbiata, No, perché le aspettiamo il prossimo anno, purtroppo erano tutte meritevoli Paolo, però come sappiamo è un gioco e dobbiamo arrivare ad una, se no non saremo qui. Queste signore sono tutta colpa loro. No, è il pubblico che ha deciso, il pubblico. Stavo dandovi la colpa, cioè così perché come avete sentito già prima, io mi tiro sempre indietro e dico no guarda sei ciudati. E allora io direi di ringraziare le miss che purtroppo non sono passate questa sera. Esatto. Io vi ringrazio, continuate a seguire il concorso e grazie ragazzi, ci vediamo per l'anno prossimo. Grazie, è stato un piacere conoscervi. Il concorso ripartirà da novembre già, quindi prestissimo. Qualche giorno di festa poi si comincia a lavorare per l'edizione 2020. Grazie ragazze, le facciamo uscire? Voi restate qua un attimo. Grazie ragazze. Grazie. Facciamo un applauso alle escluse, brutto da dire, perché insomma poi abbiamo detto che è tutta una cosa, però facciamo un grande applauso per accompagnarle fuori. Allora direi che possiamo conoscere meglio le miss rimaste in gara e andiamo a chiamare le altre 10 selezionate dalla giuria, quindi richiamiamo le altre 10 miss precedentemente scelte dalla giuria. Dovete avere un attimo di pazienza perché c'è un po' di traffico nel backstage. C'è un po' di traffico. C'è una scala sola e sono là in 47. L'anno prossimo 2 scale sicuramente. Una scalinata. Una scala lunga. Sì, una roba pazzesca. Poi le ragazze sono tutte felici di farsi le scalinate con gli abiti lunghi. Solitamente è una di quelle esperienze meravigliose. Allora cosa faremo? Adesso che entreranno le ragazze le conosceremo meglio e si presenteranno da sole. Vado a vedere se le 10 miss che sono passate prima sono pronte. Abbiamo le miss che sono passate prima, le facciamo uscire, grazie. Eccole qua. Nel frattempo io direi alle ragazze qui di appoggiare i premi perché dovranno sfilare, quindi se volete appoggiarli magari anche sulle sedie poi li riprendete quando tanto sono uguali uscite. Per tutte. Eccole qua.
dirigo il traffico, vi rimetto in ordine. Attenzione, bravo. qua 2, qua 4, 6, 15, 9, qui. Sono bravi, dovevo farlo di lavoro questa cosa qua. Tu vai avanti, io. Sì, adesso 17, i giurati dovranno votare nuovamente 22, le nostre miss 25, per la seconda votazione. 29, Miss ok, che ci si siamo. autopresenteranno dicendo ognuno la professione e il sogno nel cassetto. Io direi, Paolo, che ci mettiamo qui in mezzo, man mano le ragazze ci vengono in mezzo e poi dopo essersi presentate faranno di nuovo la sfilata per la nostra giuria. È dura essere al numero 2 che ti tocca per prima, però cioè, qualcuno deve pure iniziare. Eccoti qua al microfono. Buonasera a tutti, sono Alessia, sono una studentessa del Liceo delle Scienze Umane e il mio sogno nel cassetto è diventare un medico. Passerella per la nostra Alessia. Apriamo le votazioni. Miss in gara. Buonasera a tutti, mi chiamo Jessica e studio economia e grafica pubblicitaria a Schio e il mio sogno nel cassetto è di diventare una fotomodella. Eccola in passerella. Qua la nostra concorrente numero 6. Buonasera a tutti, io sono Aurora Maglione, ho 21 anni, vengo da Dolo. Nella vita lavoro come commessa e come fotomodella per un'agenzia di Milano. Passerella per la nostra Aurora. Miss numero 9. Buonasera a tutti, sono Irene Cappelletti e ho 16 anni e sono una studentessa. Il mio sogno nel cassetto è quello di realizzarmi nel mondo del lavoro e mi piacerebbe diventare dentista. Che è un lavoro ottimo, te la sigo, sono appena finito, ho pagato il conto, fai la ventura tutta sicura. E passerella. Grazie, la volta della concorrente numero 15. Buonasera a tutti, buonasera pubblico, buonasera giuria, io sono Selene Rossi, vengo da Ponte San Nicolò in provincia di Padova, ho 19 anni. Sono diplomata in scenografia e il mio sogno nel cassetto è diventare una conduttrice televisiva di programmi culturali. Tu vuoi fregarmi il lavoro, lo so già. No, beh, io ho programmi culturali. Vai Selene. Miss in gara che si autopresenterà per voi. Buonasera a tutti, mi chiamo Narcisa, ho 20 anni e sono una studentessa all'Università di Architettura a Venezia e il mio sogno nel cassetto è di lavorare nel mondo dello spettacolo un giorno.
Passerella per Narcisa. Siamo arrivati alla numero 18. Buonasera a tutti, sono Morena, ho 21 anni, 22 anni, scusate. No, ma cala, non c'è problema. Scusate. Io calo sempre per questo. Dopo i 20 anni iniziano a calare. Sì, no, dopo quando arrivi dal 28 vai già 25, 23. Ho studiato estetica e il mio sogno è lavorare nel mondo della moda. Grazie, a te la passerella. Buonasera a tutti, io sono Erika, ho 17 anni. Nella vita studio in un'accademia di canto e il mio sogno è quello di diventare una cantante e una modella. Passerella per la nostra Erika. Arrivati alla concorrente numero 20. Buonasera a tutti, sono Sofia, ho 18 anni, abito a Cittadella, studio liceo linguistico e il mio sogno nel cassetto è di diventare interprete. Bene, a te la passerella. Buonasera a tutti, sono Anastasia Nicoletti, abito vicino a Piave di Sacco, sono una studentessa, studio amministrazione, finanza e marketing, settore sistemi informativi aziendali, ho appena iniziato la terza e ho 15 anni. A ottobre 16, dai, sembra tanto piccola. Sì, no, tu puoi non calarteli, cioè noi sì, tu no, puoi dire quello a quei livelli. Noi E il mio sogno nel cassetto è anche il mio rubarti il lavoro e diventare presentatrice. Beh, ma tanto io vado in pensione fra qualche anno, cioè ora che E tu... allora lavoro Sì, vai tranquillo, non c'è problema. Metto la vecchiezza arriva, inesorabile. Prego, la passerella. Anastasia in passerella. Tocca a te. Non lo so, pari o dispari? No, credo tocchi a te. Se non sbaglio, tocca a lei? Tocca a me? Fa lo stesso. Eleonora, vai. Prossima miss in gara. Buonasera a tutti, sono Giorgia, ho 18 anni, vengo da Jesolo. Nella vita spero di coronare il mio sogno nel cassetto che ho fin da bambina di diventare una modella. Grazie. E allora dimostralo.
Andiamo prossimo al numero 25. Buonasera a tutti, sono Beatrice, ho 21 anni, vengo da Padova. Nella vita studio architettura e faccio la modella. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un architetto famoso e magari lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Costruisci delle sfilate pazzesche. Potrebbe essere un'idea. Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Kivia, ho 18 anni. Vengo da Treviso, faccio la modella da quando ho 5 anni e il mio sogno nel cassetto è viaggiare nel mondo. Beh, non è male come progetto, proprio da 5 anni, cioè da quando di così. E non sei ancora stanca? No, ti piace sempre? Perfetto. Bene, allora ancora una passerella. Io mi chiamo Elisabetta Ceschi, vengo da Trebaseleghe, provincia di Padova e ho 16 anni e sbagliano tutte le età stasera. No, ma è meglio che si abituino, va bene così, è perfetto, va benissimo. È l'emozione di Sì. città murata. Sì, sì. Studio moda per diventare stilista, ma il mio sogno è diventare una modella. Passerella per la nostra Lisa. Giuria. Saluto e ringrazio le nostre ragazze, ci vedremo più tardi perché scopriremo quali saranno, inizieremo già a dare le prime fasce e scopriremo quali saranno le 5 che passano al turno successivo. Facciamo ancora un applauso a tutte quante, lo meritano! Paolo, io direi, visto che ci sono tantissimi fotografi, direi ai fotografi di fare una bellissima foto a tutto il nostro pubblico. Ce l'abbiamo la foto col pubblico. Poi ringrazieremo. Venite qua fotografi, venite qua, salite pure sulla passerella e fate una fantastica foto al nostro pubblico, al pubblico di Miss Città Murata. Faccio io, vieni anche tu, Eleonora, vieni anche tu. Guardali qua. Eccoli qua. Salite pure sul palco, riusciamo a prenderli tutti, Mirko, Paolo, Nicola. Ci vuole un grandangolo bello tosto per prenderli tutti. E allora, ecco, vediamo.
Io ti lascio andare perché so che tu hai in progetto. Io mi congedo, ci vediamo più tardi, grazie a tutti, vi lascio nelle mani di Paolo. Beh, non so se puoi fidarti, però io ci provo, voglio dire, ad andare a tenere questi 2 minuti che ci separano dal prossimo passo in avanti. Mandano ai giornali le fotografie in cui ce la faccia così, apposta perché gli sono antipatico. Vabbè, allora. Attenzione perché a questo punto cominciamo a entrare nel vivo della serata, cioè nel vivo della serata ci siamo già da un po', però qui cominciano ad esserci le fasce e allora quando cominciano ad esserci le fasce cominciano i primi tremori, le prime paure, le prime tensioni, perché insomma bene o male tutte prima le abbiamo intervistate per gioco, io per gioco dico sempre ma incazzate quando dicono no ma no assolutamente no, però ci tengono a vincere, insomma è sempre bello riuscire a conquistare una fascia. Bene, siamo pronti perché abbiamo già La busta? la Meraviglioso, quindi scopriremo. Direi di chiamare le ragazze che sono passate prima al turno. Assolutamente. Prego ragazze. Ce le abbiamo? Accomodatevi in passerella. Eccole! Adesso? Adesso premiamo dalla 11ª alla 6ª classificata okay, e poi chiameremo le prime in ordine sparso. Però non si saprà ancora. No, non si saprà perché faremo un'ulteriore votazione da parte della giuria per scoprire appunto chi tra le prime 5 sarà la Miss Città. Qui è dura vincerla, cioè, non è che passi sempre una volta. È più difficile. Mamma mia, è un lavoro. Hai già la busta pronta? Ho già le fasce scritte, mancano solo le fasce. Tutte le Miss vinceranno i fiori offerti da Floricoltura Ballan e appunto anche il premio offerto da ogni singolo sponsor di fascia. Prima fascia Miss Hotel Fior, consegna la fascia Filippo Zavarise. Filippo Zavarise, patron di Miss Città Murata. Esatto, colui che ha creato 20 anni fa Filippo. Filippo, puoi salire anche da davanti, sai? Dove? No, da dietro. Va. Speravamo in un balzo felino. Anche. Beh, insomma, è la prima fascia. Prima fascia. Posizioniamo Filippo in centro. Adesso lo aspettiamo. Un applauso al nostro patron. Colui che ha creato 20 anni di storia. Guarda che sono 19ª edizione, quindi 19 anni. Eccolo qua Filippo Zavarise. Eccolo Filippo, mettiti in centro. Mettiti in centro Filippo. Andiamo a conoscere la prima fasciata della serata. Come ci sentiamo dopo 20 anni? Filippo, non dare le spalle al pubblico. Dopo 20 anni diamo ancora. Come ci sentiamo dopo 20 anni? Vecchio. No, devi dire come il primo giorno. E allora vince la cena per 2 persone presso il ristorante Fior. Miss Hotel Fior è la concorrente numero 15, Selene Rossi. Eccola qua. Passerella. Veniva Mish, no, c'è niente da fare. Miss Showroom Hairdresser consegnerà la fascia e lo invitiamo a salire Giuseppe Longobardi. Mani un passo in avanti Selene, così si capisce che sei una fasciata. Tu balzi, eccolo qua. Eccolo qui. Vedi l'atleticità. Vince i prodotti per la bellezza offerti da Showroom e il bouquet naturalmente di Ballan.
Miss Showroom e Dresser è la concorrente numero 4, Jessica Dunder. Passerella. Abbiamo Andra di BU. Andra di BU. C'è il premio offerto da BU, bouquet offerto da Ballan. Miss BU è la concorrente numero 29, Kivia Oliviera. Sara, Alice e Cristina di Marcà. Marcà vince l'outfit offerto da Marcà, ce l'abbiamo l'outfit, poi glielo consegniamo dopo. Ora direi prima mettiamo la fascia e dopo aver fatto la passerella diamo i fiori, ok? E allora Miss Marcà è la concorrente numero 21, Anastasia Nicoletti. Vedete il centro? Per la nostra Miss Marcà. Abbiamo anche i fiori. Grazie a Marcà. Siamo pronti con la prossima fascia. Abbiamo Luciana Zanandrea, Betty che premierà la nostra Miss Zanandrea, che vincerà un outfit offerto da Zanandrea e il bouquet sempre di Ballan. Chi avrà vinto? Miss Zanandrea Tessuti è la concorrente numero 17, Narcisa Barbuta. Che può raggiungerci, altrimenti eccolo qua, sì, ci ha raggiunto, benissimo. Miss Dynamic vince il premio Beauty Store e il bouquet di Ballan. Miss Dynamic prenda pure il centro del palco. La concorrente numero 22, Giorgia Giacomini.
le ragazze fasciate. Non andate via perché poi faremo le foto con appunto tutte per la stampa, per i giornali, quindi rimanete qua finché appunto non finiamo con la proclamazione. Mi tocca aspettare dietro, Ecco, praticamente. mi tocca aspettare. Però insomma già una piccola soddisfazione c'è. Dai, stasera. Allora, salutiamo e congediamo le fasciate per Grazie. il momento. Grazie ragazze, ci vediamo dopo per le foto, complimenti ancora. Avevano la faccia da... però mi sarebbe piaciuto vincere. Però qui è vero che ne abbiamo ancora 8, ma di queste 8 solo 5. Solo 5 passano. 3 invece tornano a casa. Facciamo arrivare la busta. Mi piace questa sera la busta, io voglio fare La sempre busta fotosi con la rossa, busta, mi piace ecco. un sacco. Vediamo se riesco ad aprirla. Cioè quindi le 3 che restano fuori vincono la fascia Tutto Paolo a parimento. Zippo 2019. Uscita con Paolo Zippo. No, non posso, sono sposato da un po' dove mia moglie da qualche parte mi spezza le gambe in 12 parti diverse e le usa come stuzzicadenti. Ma per cui no. Poi non sono troppo giovani ormai, cioè siamo fuori target assolutamente. E allora, io vado a chiamare in ordine sparso. A caso, qui siamo a caso, non è l'ordine della Le categoria. ragazze che passano il turno, che appunto si metteranno qui sulla riga davanti. E allora, passa il turno la concorrente numero 6, Aurora. Numero 30, Lisa. Numero 9, Irene. Numero 19, Erika. Una sola. Il sogno di Miss Città Murata continua per Morena Monti, numero 18. Un applauso a queste ragazze per favore. Ecco qua, mi raccomando, passo alle belle. Sono state bravissime, bellissime. Dicevamo prima, non sempre quelle che hanno vinto sono state quelle che poi alla fine hanno lavorato. Ovviamente loro lo faranno tutte, però. Infatti Miss Città Murata dà la possibilità a tutte le ragazze, Esatto. per cui appunto tutte le ragazze presenti questa sera avranno la possibilità chiamata per dei lavori, per delle sfilate. Al di o meno. Certo. Cosa dobbiamo fare? Noi Ringraziamo e salutiamo le ragazze, ci vediamo il prossimo anno, io vi aspetto tutte. Ciao ragazze, siete bellissime. Ciao, buona serata. E allora io andrei a conoscere un po' meglio le nostre partecipanti, perché direi che si potrebbe chiedere perché dovresti essere tu Miss Città Murata, perché Bello. dovresti vincere tu. È bella questa cosa qua. Cominciamo dalla numero 6, ricordi al nome anche prima, che così facilitiamo il lavoro dei giurati. Io sono Aurora Maglione. Perché dovresti essere tu Miss Città Murata? Il bello è che io urlo, poverini, loro diventano matti e loro parlano pianissimo. Va bene, cercherò di parlare più piano e di essere più dolce. Allora, è un concorso che mi ha sempre affascinato da anni, è il secondo anno che sono qui e nulla, quindi... Ti piacerebbe, insomma, diciamo, ma ti piace? Ma sì, dai. Facciamole fare un'altra sfilata. Vai, tu vai in sfilata e... Musica DJ. Buonasera a tutti, sono Irene. Dovrei essere eletta Miss Città Murata perché vorrei dimostrare a tutti che dietro la nostra bella facciata c'è tanto impegno e determinazione. Inoltre, stando al mio oroscopo, oggi dovrebbe essere la mia giornata fortunata. Che segno sei? Ariete. Ariete, giornata fortunatissima, io già lo so. Ti faccio fare la passerella, no? Giusto, passerella anche per te.
numero 18. Io sono Morena e dovrei vincere Miss Città Murata perché comunque è un concorso storico, è molto conosciuto e comunque sono sempre soddisfazioni nuove e poi comunque è anche il terzo anno, per cui speriamo bene. Se non c'è 2 senza 3, il terzo vediamo di vincerlo. Insomma, prego, accomodati in passerella. Alla 19. Allora, per me questo concorso è un ottimo trampolino di slancio nel mondo della moda, è un'ottima esperienza e sarebbe un onore poter rappresentare quest'anno Miss Città Murata. Grazie mille. Il palco e la passerella sono anche tue. per la nostra Erika. Last but not least, dicono in Inghilterra, la numero 30. Buonasera a tutti, io mi chiamo Lisa e mi piacerebbe vincere Miss Città Murata per dimostrare a tutti che se vi impegnate i sogni si realizzano. Tu sei giovanissima, 16 anni, giusto? Cosa ci mettevano nel plasma? Cioè, no, vabbè, no, era curiosità. Prego, passerella. Sorella per la nostra Lisa. Sono fatti, prego lo staff di raccogliere le schede della giuria perché appunto siamo pronti per scoprire chi sarà. Ecco, tanto hanno vinto tutte e 5 perché sono qui 5 fasce ci sono, non resta fuori nessuna adesso, no? No. Ah, ok, Qualcosa portano a casa. Perfetto, no, era importante sapere che non dobbiamo deludere me ne vado via senza niente, no, 5, cioè voi siete comunque premiati, siete le prime 5 e qua non ci togliere un tempo. Direi di congedare le nostre miss. Grazie ragazze. Grazie ragazze. A fra poco perché manca veramente pochissimo. Manca pochissimo. Eccole, le vedo arrivare. Due le facciamo subito, tac, via, velocissime, per cui andiamo a conoscere infatti la quinta classificata, Miss Nomas Bello Castelfranco, premia Aurora Virlan, eccola qui che arriva. Ecco qua Aurora. Facciamo arrivare naturalmente la fascia. Balzi. C'è la sneaker, è facile, con la sneaker, eccola qua. La nostra Miss Nomas Bello vince un premio offerto da Beauty Store e il bouquet di Ballan. Miss Nomas Bello Castelfranco è la concorrente numero 6, Aurora Maglione. Passerella! Grazie, complimenti, complimentissimi. Quarta posizione, Miss Fashion Beauty Academy, premiano Simone Rossi di Beauty Store e Ivana Ibba di Fashion Beauty Academy. Eccola qua, balzate sul palco
con un salto felino, mi raccomando. Eccoli qua. Eccoli qua. Lei è stata bravissima perché lei c'ha il tacco, cioè è complicatissimo. Rimanete pure in centro. Miss Fashion Beauty Academy, quarta classificata, è la concorrente che vince il premio offerto da Fashion Beauty Academy, il bouquet Balan. È la concorrente numero 18, Morena Montin. Passerella. Diamo i premi anche alla nostra ragazza. Voi mettetevi vicine. Congediamo le nostre due fasciate, grazie ragazze, mettiamole più in centro. Fate finta di volervi bene. Mettiamole più in centro, mettiamole sotto la scritta Miss Città Murata. Allora, ragazze, non per niente ho detto prima che vi aspettavo una prova complicata e difficilissima, perché c'è un problema. C'è un grosso problema. Colpa vostra, il colpa problema. Adesso volevo dirvelo, colpa vostra il problema. Cioè, se c'è un problema, l'ho detto all'inizio, mi potete essere testimoni, l'ho detto all'inizio della serata, che se ci fosse stato un problema sarebbe stata colpa della giuria. Il problema è che queste tre ragazze, nei voti della giuria, Eleonora è scappata via. Ah no, pensavo fosse fuggita via. Sono arrivate tutte esattamente pari. Cioè, hanno lo stesso identico. Una cosa che non è mai successa nella storia di Miss Città Murata. Ma io credo, guarda, io sai che quindi hanno vinto tutte stasera, però noi abbiamo una corona. No, però, per cui dovete fare un ulteriore passaggio davanti alla giuria, perché dobbiamo decretare chi ha vinto. Cioè, sappiate che siete arrivate prime tutte e tre, però purtroppo non dobbiamo sceglierne una. C'è una fascia sola. Infatti chiedo ai giurati di votare solo con i numeri dispari, 3, 5 o 7. Nel caso arrivino a pari merito sarete fustigati sulla pubblica piazza. Siamo sulla pubblica piazza. Faremo un'altra votazione, non so, saremo qua fino a domani. Io c'ho un appuntamento, una mattina alle 7:30 c'è un appuntamento, però mi presto volentieri. Cosa vuoi? Le chiediamo qualcosa? Sì, come vi si sente? No, vogliono dire. Però facciamo fare un'altra passerella alle nostre. Sì, una passerella a testa, sì, ve la fate. Cominciamo. Numero 9, Irene Cappelletti. Erika Stevanato. De Franceschi. Numero 30. Allora, Lisa so sicuramente che è padovana, perché andiamo a... Da dove vengono? Da dove vengono e appunto la corona appunto ritorna in terra padovana, anche la nostra Erika è padovana e di Irene non ricordo.
Vicentina, ai ai ai. Non ha mai vinto una Vicentina. Attenzione! Voglio dire, allora, intanto io direi che lasciamole qua. Tanto devono soffrire fino alla fine, lasciamole soffrire così, voglio dire, cioè, vi ricorderete questa serata come una serata di bella sofferenza. Spero che sia l'ultima votazione della nostra giuria, perché se no decido io. No, se no non so più dove andare a prendere i fogli, andremo a comprarli. Se no decido io e vi assicuro che sono assolutamente corruttibile. Per cui non c'è problema. Allora, no, invece potremmo ringraziare un po' di sponsor, visto che abbiamo fatto una carrellata. Dovevamo farlo più tardi, però lo facciamo adesso, visto che ci siamo. Se vuoi iniziare tu. Certo, con piacere. Allora un ringraziamento a tutti gli sponsor della serata, partendo dalla concessionaria Carraro Mercedes, per proseguire con Bonanno Immobili, Fashion Beauty Academy, no plus bello, dovrei imparare a dirlo bene. No Masvello, giusto? Ci siamo capiti, cioè, non poteva essere altrimenti. Dynamic, BU, Zanandrea, Marca, Mariangela Polato. Showroom My Dresser, che ha curato le acconciature della serata. Nuovamente la Fashion Beauty Academy col direttore artistico Ivana Ibba per il make-up e tutti i suoi ragazzi Laura, Tiziano, Chetti e Anna. E continuiamo con i fotografi della serata: Alessandro Bonaldo, Federico Bolzon, Paolo Stramare, Dino Giuliani, Mirko Metti, Daniele Dalla Vecchia, Armando Toniolo, Nicola Bovo, Daniele Dalla Vecchia l'ho già detto, forse ne ho dimenticato qualcuno, Paolo Pulese, no, ti avevo qua. Ringraziamo anche Mario Bonesi di GD Ferro Blog, i media partner, Mi Magazine, Paolo per My Fashion Box. E grazie ovviamente anche agli ospiti. Odino, Andrighetto, adesso mi vengono in mente, li ho visti prima, però ragazzi ormai. Se ci siamo dimenticati qualcuno è colpa della giuria. No, assolutamente. Ma sto dando i numeri anch'io. Stavolta no. Grazie ovviamente agli ospiti musicali che abbiamo avuto, Fabiola Osorio e Massimiliano Polato. Massi, ovviamente io ci ho scherzato, ma tutti i nostri giurati che hanno fatto questo lavoro meraviglioso. E naturalmente lo staff, perché Miss Città Murata è un concorso così ben avviato anche grazie allo staff, perché avere un gruppo coeso alle spalle ti permette di organizzare una serata come questa senza intoppi e appunto per riuscita. Il DJ Paolo Sartori, Francesco Osto, Elena Favarotto, Elena Sorato, Sofia Pivato, Sara Polese, Antonia Zaniolo, Ludwig Zanon, Nicola Franco, Leonida Sparzi, Sergio Murarotto, Enrico Barcè e Sara Polese e tanti altri che appunto hanno collaborato a questa serata. Ringrazio anche tutte le miss che hanno partecipato all'edizione 2019 e il nostro service Techno Sound, eccoli. Grazie ragazzi. Grazie. Non so, secondo te li paghiamo quelli della Techno Sound stasera? Hanno fatto bene? Secondo me si sono fatti pagare in anticipo. Ogni volta è così, però finora tutto bene, dai. No, finora tutto hanno lavorato meravigliosamente. Allora io ricordo, noi stiamo prendendo tempo perché ovviamente ma facciamo tutto quello che avremmo dovuto fare dopo, per cui poi premiazione e loro spengono. Per cui ricordiamo anche che alle prime 3 classificate verrà offerto un gioiello delle gioiellerie Zigante. Gioielli sono proposte uniche per suggellare i momenti più importanti e le occasioni più speciali. Zigante dal 1960 è sinonimo di preziosi e nel cuore di Castelfranco, nella centralissima piazza Giorgione, qui in casa. Volevo invitare l'assessore Marica Galante per un saluto, raccogliamola con un grande applauso. Fa anche lei il salto con l'abito lungo. Posso aiutare? Eccolo qua. Grazie Paolo. Buonasera Marica, prenda pure il centro. Ah ok, prenda pure il centro della passerella del palco. Buonasera a tutti, grazie Eleonora, grazie perché ci onorate di questa serata finale ormai da tantissimi anni. Vorrei dare un augurio a queste ragazze, farlo più che altro. Ricordatevi che si vince da sole, ma si vince solo se dietro c'è una squadra. Quindi questo è l'augurio che io posso farvi personalmente, perché da sole non si arriva da nessuna parte, quindi ricordatevi che dietro c'è una grande squadra che vi accompagna, c'è una famiglia, ci sono degli amici, avete una vita vostra privata e poi anche c'è questa organizzazione senza della quale magari non avreste potuto esibire tanta bellezza. Quindi grazie Eleonora sempre per
accompagnarci in questa splendida serata e basta, un arrivederci al prossimo anno. Grazie all'assessore Galante, appunto noi a nome dell'associazione io la ringrazio per il supporto, per l'aiuto che ci ha dato, perché è stato veramente fondamentale. Ci siamo sentite fino all'ultimo, perché se siamo qui è anche grazie all'amministrazione comunale di Castelfranco, quindi direi di fare un applauso. Grazie. Siamo pronti con Ella, ce l'hai tu la busta. Assessore, se nel frattempo vuole accomodarsi, perché poi la chiameremo per la prima fasciata. Ok. Chi offre di più? No, vai, è compito tuo, questo è tutto compito tuo, perché aiuto. Io non l'ho neanche vista, cioè ho visto che mettevano dentro, ma giuro non lo so ancora. Io sono attenta che si vede tutto, perché è stato scritto tutto in fretta, ovviamente, per fare le cose veloci, per cui rischiamo veramente di dare pubblico spettacolo e di far mancare la sorpresa. Ok, allora andiamo a chiamare la terza classificata della serata. È Miss Carraro concessionaria. Ok, abbiamo chi premia per Carraro? Sì, Manuel, mi pare. Manuel, giusto? Fabrizio, ecco. Miss Carraro concessionaria riceve un gioiello offerto dalla gioielleria Zigante, il bouquet di fiori offerto da Ballan. È la concorrente numero 30, Lisa De Franceschi. Momentaneamente. Grazie Elisa, se vuoi andare dietro nel frattempo, così lasciamo lo spazio a loro. Come il cuore? Cioè, non c'è più, cioè, basta. Siamo a 180 palpitazioni al secondo. Allora, invito nuovamente l'assessore Marica Galante per la premiazione. Faccio salire anche Giovanna Giacometti per premiare la seconda classificata. Premieremo naturalmente prima Miss Città Murata e poi premieremo la seconda classificata. Senti, invito ad avvicinarsi anche la Miss Città Murata dello scorso anno. Eccola. Secondo me dovremmo aumentare i giri di questo cuore. Cioè tipo E allora, ci siamo. Che duro questo momento. Sai che sono contento che lo fai tu questa cosa qua. Credo che io ho sempre sofferto tantissimo questo momento, perché poi ci si affeziona alle ragazze, no? Nel corso delle stagioni. Per carità, io sono qui stasera, ma tu che le hai vissute da novembre io che le ho conosciute appunto. Esatto. Vabbè, dai, proclamazione della vincitrice. Prima classificata, Miss Città Murata 2019, vince un gioiello offerto dalla gioielleria Zigante, un bouquet di fiori offerto da Ballan, vince 1000 euro in contratti di lavoro, il book fotografico in collaborazione con la Fashion Beauty Academy. Spero che il service abbia pronti gli effetti speciali per la serata. Miss Città Murata è la concorrente numero... Il pubblico non è d'accordo. Piacciono entrambi. Vabbè, è bello così, è bello quando si soffre. Fino alla fine. Vince Miss Città Murata è la concorrente numero 19, Erika Stevanato.
Miss Città Murata. Erika Stevanato, la nuova Miss della Città Murata. È giunto il momento di premiare la seconda classificata. La nostra Irene vince un gioiello offerto dalla gioielleria Gigante. C'è il bouquet di fiori offerto da Ballan. Concorrente appunto numero 9, Irene, premiato dalla nostra Giovanna Giacometti. Vince 500 euro, cavoli, se sapevo partecipavo anch'io allora. Fatto con gli sponsor e poi le facciamo fare la passerella. Passerella per la nostra Irene, Miss Bonanni Immobili. Passerella anche alla nostra Miss Città Murata nuovamente, a Erika. Un po' di persone stasera, grazie al patron di Miss Città Murata Filippo Zavarese, grazie al comune di Castelfranco nella persona dell'assessore al commercio e alle attività produttive della città di Castelfranco che ci ha ospitato in questa fantastica location di piazza Giorgione. Ovviamente poi ci sono tutte le persone che hanno lavorato che vanno assolutamente ringraziate. L'appuntamento e per il prossimo anno da novembre si ricomincia, Eleonora, se non sbaglio. Lo devi sapere che la nostra Erika è una bravissima cantante. Sì, no, volevamo, se la gente, vi vedo che sono ancora numerosi qui presenti, volevamo farla cantare giusto per rompere l'emozione. Che base vuoi, Erika? Vediamo se abbiamo una base musicale, siamo collegati a YouTube. Siamo collegati. Cosa senza base riesci? No, è proprio emozionante. Immagino sia emozionatissimo. Il prossimo anno canti. Prossimo anno canterai qui alla finale. Allora. Continuiamo con i ringraziamenti, appunto, perché ringrazio tutti voi del pubblico qui presenti questa sera. Fatevi un meraviglioso applauso da soli, che funziona sempre. L'appuntamento è per Miss Città Murata 2020, festeggeremo i 20 anni del concorso. Da Paolo Zippo e Eleonora Serato è tutto, grazie e buona serata e buon divertimento. Buonanotte, grazie. ciao a tutti.